Il comune di Carasco chiede di rivedere la nuova riclassificazione del rischio idraulico elaborata dalla regione. I dati non sono aggiornati e diverse aziende rischiano di chiudere in caso di allerta. Il Sacro Cuore di Gesù ci parla dell'amore di Dio, lo spunto di riflessione del Vescovo nella festa celebrata a Ferrada di Moconesi, l'invito ad aprirsi e riparare le offese ricevute. Aperte le iscrizioni all'Istituto Diocesano di Musica, possibile seguire corsi di pianoforte, di organo, di canto corale, singolo e gregoriano. La scuola prepara agli esami del conservatorio. 4 giovani artiste in mostra a Chiavari. Inizia sabato il ciclo di esposizioni organizzate dal Centro Giovani di Chiavari. È un'iniziativa inserita nel circuito Art Boom. Telepace porta la Virtus Entella a casa. Da questa sera per tutto il campionato. Le partite dei biancocelesti saranno trasmesse in differita sui canali del digitale terrestre, in alta definizione e in streaming. La compattezza, la vera forza d'attacco del Rivasamba. La prima squadra, la Juniores, presentata ieri sera a Sestri Levante. La società tornata in eccellenza punta a mantenere la categoria. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La politica amministrativa in apertura di giornale. Carasco chiede alla Regione di rivedere la nuova classificazione del rischio idraulico presentata recentemente. Per quanto riguarda il Comune del Tigullio, la nuova mappa introduce nuove aree non sicure, ma si baserebbe su dati non aggiornati e anche incompleti. In caso di allerta, alcune aziende rischierebbero addirittura la chiusura. Vediamo. Le criticità che hanno esposto questo sistema qua non sono reali a quello che succede normalmente sul territorio. Non ci sta il comune di Carasco a vedersi cambiare le carte in tavola e trovarsi riclassificate alcune zone del suo territorio prima considerate sicure dal punto di vista idrogeologico e ora, in base ad un'analisi dei dati risalenti al 2008, diventate aree a rischio. Variazioni che tra le altre cose comporterebbero l'obbligo di chiusura per diverse aziende della piana industriale in caso di allerte arancioni o rosse. Abbiamo 3 aziende che lavorano 24 ore su 24, quello lì penso che è un ragionamento che bisogna con Regione Liguria cercare di approfondire, perché non ci possiamo permettere noi come comune e neanche le aziende di interrompere la loro attività. Le aziende sono la Faci, AS, Spiga Nord e Revetro. Le stesse, con il coinvolgimento di Confindustria, hanno messo a disposizione del comune la loro documentazione, che è andata ad integrare il ricorso presentato dall'amministrazione nei confronti degli uffici regionali sulla base dei dati raccolti in queste settimane, che fotografano più nel dettaglio la reale situazione morfologica. Nelle prossime settimane si attende dunque una risposta. Se tutto dovesse rimanere invariato, il comune dovrà per prima cosa modificare nuovamente il piano di protezione civile e mettere mano ad interventi di mitigazione del rischio idraulico molto onerosi. Servirebbero parecchi milioni di euro, perché Carasco è una piana importante, una piana industriale, una piana abitativa dove ci abitano tante persone che frequentano e lavorano nelle nostre aziende che abbiamo qua sul territorio, e si andava a perdere una parte importante e economica, che è quella che fa funzionare le casse del comune. Dovrà cambiare per forza di cose anche il piano di protezione civile. Questo prevedeva in caso di allerte anche la zona della scuola come presidio in cui ricoverare eventualmente la popolazione. La scuola adesso in questo momento non potrà più esercitare questo ruolo. Esatto, in questo momento, da come abbiamo queste carte, non potrà più esercitare questo ruolo. Dovranno andare al primo piano, non rimanere a piano terra, e allora saranno anche sicuri. Qui è una cosa molto importante che voglio segnalare, perché ci ha completamente stravolto il piano di protezione civile, che doveva essere quasi pronto per essere approvato prima che venga l'inverno. Invece siamo di nuovo lì a ridisegnarlo. Sarà la ditta Solari di Chiavari a realizzare i lavori per il ripristino delle frane di via Sotto la Croce a Rapallo. Il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato firmato proprio questa mattina. L'importo sarà di circa 167.000 euro. L'intervento è finanziato con i contributi del Dipartimento di Protezione Civile relativi agli eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria il 29 e il 30 ottobre 2018. È in corso la pulizia del Rio Cacarello a Casarza Ligure. La messa in sicurezza riguarda il tratto che attraversa via Barletti e arriva nel centro cittadino. La pulizia prevede anche la rimozione di materiale sotto la copertura
tombinata nell'area di Piazza Mazzini. Il punto è uno dei più critici del paese, spiega il sindaco Giovanni Stagnaro. Per questo l'amministrazione ha dato il via libera a un progetto già approvato in linea tecnica dai vari enti competenti di circa 5 milioni di euro. Parteciperemo, dice il primo cittadino, a ogni occasione di finanziamento per ottenere le risorse indispensabili alla realizzazione dell'opera. I consiglieri comunali di maggioranza di Chiavari hanno protocollato questa mattina una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale in programma il 1° ottobre. I consiglieri, 10 in totale, chiedono di discutere il ruolo di consulente all'urbanistica e all'edilizia rivestito da Giovanni Giardini per conto del sindaco in relazione all'intervento edilizio di via Trieste. Sempre questa mattina Giardini ha fatto sapere di aver convocato una conferenza stampa proprio per sabato mattina. Passiamo alla cronaca. Un operaio è stato investito mentre era impegnato a ridisegnare le strisce pedonali sull'Aurelia a Cavi di Lavagna nei pressi della stazione ferroviaria. L'incidente si è verificato intorno alle 9:30. L'uomo, 48enne, è stato colpito da un camion. Sul posto l'automedica, la Croce Verde di Lavagna e le forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con alcune fratture al volto. Sono in corso le indagini per comprendere i motivi di questo incidente. E proseguono in Val d'Aveto le ricerche dell'uomo di 81 anni che da ieri pomeriggio si è perso nei boschi alle pendici del Monte Penna. A dare l'allarme alla moglie che era in macchina con lui e che non l'ha più visto tornare dopo che questi si era allontanato da alcune ore, probabilmente proprio per cercare dei funghi. Le ricerche proseguite durante la notte continuano e si concentrano sulla zona tra le casermette del Penna e il Passo dell'Incisa. Sul posto, vigili del fuoco con una squadra di Chiavari e il presidio dell'UCL di Parma, gli uomini del soccorso alpino e anche della protezione civile. Si sono concluse quest'oggi le operazioni di ricerca dell'uomo che da 10 giorni risultava disperso sulle alture di Genova Voltri. L'uomo ha raggiunto autonomamente un bed and breakfast e la proprietaria ha contattato i vigili del fuoco che erano alla sua ricerca insieme al nucleo cinofilo, i droni del gruppo SARP e vari enti tra cui i volontari della protezione civile. L'uomo è stato visitato dal personale sanitario che lo ha giudicato in discrete condizioni di salute. Pagina ecclesiale del nostro telegiornale, la comunità parrocchiale di Ferrade di Moconesi ha celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nell'occasione il Vescovo ha presieduto la Santa Messa del mattino. Monsignor Tanasini ha richiamato il significato della festa che ci rimanda all'amore incondizionato di Dio. Quindi ha rivolto ai fedeli l'invito ad attingere a questa devozione per riparare le offese ricevute. Sentiamo. La parrocchia di Ferrada di Moconesi ha una duplice intitolazione, a Santa Margherita e al Sacro Cuore di Gesù. Entrambe le ricorrenze sono state celebrate insieme al pastore della diocesi che ha potuto apprezzare la fede e l'impegno dei fedeli sia nella preparazione e animazione della festa, sia nel contribuire al mantenimento dell'edificio sacro per il quale nel luglio scorso sono state benedette le nuove vetrate. La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù è stata preparata con un cammino aperto dalla celebrazione eucaristica per gli anziani e gli ammalati, proseguito con momenti di adorazione quotidiana e la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Nella messa del mattino, il giorno della festa, Monsignor Alberto Tanasini ha messo in rilievo il significato di venerare il cuore di Gesù, un cuore capace di condividere i sentimenti e le passioni profondamente umano, ma che al tempo stesso ci traduce il cuore di Dio. Ci fa capire che Dio ha un cuore che è capace di amare di un amore unico, infinito, perché è il cuore di un uomo, il cuore di Gesù, ma il cuore del Figlio di Dio. La solennità del Sacratissimo Cuore ci interpella anche sul nostro modo di amare, in un tempo in cui è facile indurire il cuore quando sembra che qualcosa tocchi i nostri interessi. Ci sentiamo assaliti e allora ci chiudiamo, ha detto il Vescovo, che ha poi spiegato: non ha fatto così Gesù, il suo cuore è sempre rimasto aperto sino in fondo. Infine l'invito che scaturisce da questa devozione, la riparazione delle offese. La devozione al cuore di Gesù è anche una devozione riparatrice. Fare il bene per in qualche modo riparare al male che viene commesso. Anche questo fa parte del cambiamento del mondo.
Con l'inizio del mese di ottobre parte un nuovo anno di corsi per l'Istituto Diocesano di Musica Monsignor GB Campodonico. Le materie di insegnamento vanno da quelle classiche, pianoforte, organo, canto corale, canto solista e la possibilità di frequentare un seminario sul canto gregoriano. Le lezioni si tengono nelle aule di Casa Marchesani a Chiavari. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere negli uffici della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto oppure chiamare il numero 0185 59 05 30. Qualitativo delle lezioni, della formazione che si riceve all'Istituto Diocesano? Gli insegnanti che lavorano all'interno dell'istituto sono tutte persone che hanno competenza, hanno diplomi in conservatorio nei rispettivi strumenti e hanno anche da molti anni una conoscenza piuttosto elevata di quello che è l'animazione liturgica, quindi sicuramente riusciamo a unire tanto l'aspetto esecutivo, pratico dello strumento, ma anche tutto quello che è l'aspetto della liturgia, quindi del poter mettere insieme le conoscenze e le competenze tanto strumentali quanto poi liturgiche. A che età è consigliabile iniziare a studiare uno strumento? Ma diciamo che l'età media potrebbe essere quella dai 6-7 anni, quando normalmente un bambino inizia a provare anche piacere in quello che fa e quindi ci si può cimentare mettendo insieme tanto l'aspetto ludico quanto quello proprio della preparazione vera e propria. Con quale frequenza si svolgono i corsi? Normalmente i corsi sono un giorno alla settimana lo strumento e un giorno la materia teorica, poi in base a esigenze particolari magari si tenta di andare incontro a richieste e quindi poter anche accentrare nello stesso pomeriggio le lezioni. Per chi appunto desidera approfondire lo studio di uno strumento c'è anche la possibilità di prepararsi per gli esami di conservatorio. Sì, anche se negli ultimi anni l'ordinamento è cambiato, quindi ormai non è più possibile fare i cosiddetti corsi da privatisti, sostenere gli esami da privatisti come un po' di anni fa, però è possibile preparare tutta la parte propedeutica, quindi all'inserimento poi al conservatorio vero e proprio. Il convegno diocesano è il momento di apertura ufficiale del cammino pastorale di un nuovo anno. Quest'anno si celebra venerdì 27 al villaggio del Ragazzo. Alle ore 19 ci sarà l'accoglienza e la pericena. Alle 20:15 preghiera e introduzione del vescovo Monsignor Tanasini. A seguire la proposta di riflessione a cura di Rosanna Virgili, biblista e docente di esegesi nelle Marche. Il filo conduttore di quest'anno sarà il Vangelo di Matteo. Titolo del convegno diocesano 2019, per leggere il nostro tempo. Dopo il dialogo in assemblea ci saranno quindi le conclusioni. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Quindi ve lo ricordo da domani alle ore 19, domani 27 di settembre. Cambiamo argomento, lo spazio ora all'economia. Informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, richieste di regolarizzazione, numero di vani. Sono alcune delle possibili imprecisioni dei dati catastali che potrebbero richiedere dei dati e quindi degli aggiustamenti. Ora i contribuenti hanno una doppia chance per segnalare questi errori. Abbiamo preparato una scheda, la vediamo insieme, la sigla. Il contribuente che riscontra errori nei dati catastali relativi ai propri immobili può segnalare l'inesattezza all'Agenzia delle Entrate e chiederne la correzione. La domanda va presentata fisicamente agli uffici territoriali o, in alcuni casi, attraverso il servizio online Contact Center sul sito dell'Agenzia. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata, i motivi della modifica e tutte le notizie utili alla rettifica. A presentare la richiesta potrà essere il proprietario o un'altra persona avente diritto o delegata. Il servizio Contact Center può essere usato solo in alcuni casi, ad esempio per errori sull'intestatario dell'immobile come inesattezze su cognome e nome per le aziende e la denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita per le aziende e la sede legale, ma anche diritti e quota di possesso.
oppure errori sui dati dell'immobile, come indirizzo, luogo, numero civico, piano interno, o inesattezze nella consistenza catastale, come numero di vani o metri quadri. Altre segnalazioni possono riguardare l'incoerenza per fabbricato mai dichiarato, l'incoerenza per fabbricato rurale o altre variazioni che riguardano casi particolari e che coinvolgono tecnici professionisti. Per compilare il web form di richiesta occorrono gli identificativi catastali, foglio, particella, subalterno e gli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto o altro atto pubblico, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione, domanda di voltura catastale o un altro documento comprovante la variazione. Se la domanda viene invece portata fisicamente allo sportello, dovrà essere redatta con l'utilizzo del modello unico di istanza cartaceo. L'istanza è gratuita e va presentata su carta semplice. In alcuni casi particolari è prevista l'imposta di bollo. 2.500 pannelli fotovoltaici sono stati sequestrati dai carabinieri del NOA di Genova su disposizione della Procura. I pannelli, insieme ad altri rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono stati rinvenuti nel porto di Genova durante l'ispezione di alcuni container. Gli accertamenti svolti insieme all'Agenzia delle Dogane hanno permesso di identificare il responsabile della società vicentina di commercializzazione dei pannelli che aveva organizzato la spedizione del materiale in Burkina Faso. La società non aveva però rispettato i dettami normativi sulle spedizioni transfrontaliere, assenza di documentazione attestante la funzionalità e l'imballaggio adeguato. Inoltre i pannelli provenivano da impianti dismessi e non si trattava di materiale usato come dichiarato, ma di rifiuti. Questa falsa dichiarazione comportava che le bollette doganali emesse dall'agenzia fossero basate su presupposti errati. I carabinieri di Carasco hanno denunciato un 53enne residente a Mantova per una frode informatica ai danni di un 56enne chiavarese. L'uomo era riuscito ad accedere abusivamente al sistema informatico della ditta del truffato e a sottrarre un'ingente somma di denaro accreditandola sul proprio conto corrente. Un 72enne di Leivi è stato denunciato per lesioni personali dopo aver aggredito il proprio vicino di casa per futili motivi. A sporgere denuncia ai carabinieri di Chiavari è stato il 69enne aggredito. Il pronto soccorso di Lavagna ha giudicato le sue lesioni guaribili in 7 giorni. Veniamo ora all'approfondimento. Suicidio assistito non punibile, ma a determinate condizioni. Necessario un intervento legislativo. Questa in sintesi la decisione della Corte Costituzionale italiana sul suicidio assistito arrivata nella serata di ieri. La Chiesa prende le distanze. Sentiamo il commento di Alberto Gambino dell'Associazione Scienza e Vita. Il punto fondamentale della decisione della consulta è che per la prima volta rispetto alla salute dei pazienti e a quelle situazioni di forte sofferenza, oltre che accedere alla palliazione, alla cura della terapia, alla terapia del dolore, a tutta una serie di terapie che hanno come obiettivo il lenimento delle sofferenze, si introduce la possibilità di interrompere l'esistenza attraverso la somministrazione di un farmaco letale. In Europa, nell'Unione Europea, solo 3 paesi hanno questa possibilità, l'Italia è il 4. La ritengo dunque una decisione molto grave, ci devono essere alcuni requisiti per accedere a questa possibilità, ma resta fermo che essendo la decisione della Corte un modello, anche una legge, perché ha la forza in fondo di legge, a questo punto abbiamo aperto un orizzonte dove probabilmente proprio le persone più fragili, più vulnerabili potranno essere spinte ad accedere a questa situazione di interruzione della propria vita. Questo tanto più fosse incardinato nel sistema sanitario, tanto più sarebbe, mi si passi l'espressione, devastante, perché il nostro sistema sanitario invece è concentrato sulla cura, sulla terapia, anche davanti alle situazioni inguaribili, che tuttavia vanno avanti negli anni e si cerca in tutti i casi di mantenere un livello di qualità della vita soddisfacente. Invece se si arriva a questa nuova possibilità, posso immaginare le pressioni, i temi di costi di spesa, i temi delle persone che non hanno vicino nessuno e che saranno probabilmente spinte ad avviarsi verso questo modello. Apriamo ora la nostra consueta finestra su Genova. Francesca Di Palma, dalla redazione del Cittadino, ci presenta i prossimi appuntamenti dell'Arcidiocesi. Linea a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino.
Sabato 28 settembre in San Lorenzo, con la celebrazione presieduta dal Cardinale Bagnasco, prende il via ufficialmente il nuovo anno pastorale, centrato sul tema della missionarietà. La messa sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.ilcittadino.ge.it. Appuntamento alle ore 15:30. E domenica 29 settembre anche la diocesi celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, con la messa in San Lorenzo alle ore 16:30. Presiede il Cardinale Bagnasco. Non si tratta solo di migranti, si tratta della carità, è il tema di questa giornata. E ricorrono il prossimo 11 ottobre i 100 anni dalla nascita di Don Gaspare Canepa, fondatore del Movimento Ragazzi e promotore dei campi giovanili a Monteleco. Per celebrare questa ricorrenza e ricordare la figura del sacerdote, è in programma il convegno Quali ragazzi lasceremo al nostro futuro? Le sfide educative oggi. Il convegno sarà ospitato a Palazzo Ducale il prossimo venerdì 11 ottobre alle 16:30. In preparazione a questo appuntamento, domenica 29 settembre, domenica prossima, gli amici di Don Gaspare si ritroveranno a Monteleco per una giornata in suo ricordo. A mezzogiorno Don Fulli d'Oragrossa celebrerà la messa. Bene, con questo noi abbiamo concluso. La linea può tornare a Chiavari, l'appuntamento da Genova è alla settimana prossima. Arrivederci. Bene, torniamo in studio. L'Assemblea di ANCI Liguria ha eletto 23 delegati che parteciperanno alla 19ª Assemblea Congressuale dell'Associazione, che si svolgerà dal 19 al 21 di novembre ad Arezzo, e 3 consiglieri nazionali. I lavori sono stati presieduti dal sindaco di Genova, Marco Bucci, e partecipati dal presidente di tutte le ANCI regionali, Maurizio Mangialardi. Tra i delegati liguri, chiamati ad eleggere il direttivo nazionale, sono presenti la chiavarese Claudia Brignole, Elio Cuneo, già sindaco di Corelia Ligure, Valentina Ghio, sindaco di Sessi Levante, Filippo Lasigno, assessore a Rapallo. Cittadinanza Attiva Liguria raccoglie firme per chiedere all'amministrazione di Chiavari di adottare i provvedimenti necessari per agevolare il parcheggio ai residenti. Il gazebo sarà allestito domani dalle 9 alle 13 in via Martiri della Liberazione angolo piazza Matteotti. La petizione può essere firmata anche allo sportello dell'associazione in via Colonnello Franceschi dalle 9 a mezzogiorno, lunedì, il mercoledì e il venerdì. Sarà inaugurata sabato alle ore 17 allo yacht di Via della Cittadella a Chiavari la mostra di Carlotta Sangaletti, la prima di 4 giovani artiste liguri che esporranno i loro lavori nell'ambito del circuito Arte Boom nato dall'esperienza del Centro Giovani di Chiavari. Vediamo. Sulle orme di Artemisia è il titolo di un ciclo di mostre di opere pittoriche organizzato nell'ambito del circuito Art Boom, nato nel contesto del Centro Giovani Chiavari, il servizio del comune gestito dal Villaggio del Ragazzo. È una mostra al femminile, sia perché le artiste appunto sono tutte giovani donne artiste, sia perché abbiamo voluto dedicare la mostra ad Artemisia Gentileschi, che fu un'artista del Seicento di ispirazione caravaggesca che ebbe una vita particolarmente travagliata, subì violenze, venne processata e utilizzò l'arte come strumento di riscatto umano ed etico. Ad esporre le proprie opere saranno 4 giovani artiste liguri, Carlotta Sangaletti, Alessia Lenti, Elena Di Capita e Alice Parodi, accomunate dalla determinazione a trasformare il talento in prospettiva di realizzazione professionale. I cicli espositivi inizieranno sabato 28 settembre alle ore 17, dove inaugureremo la mostra di Carlotta Sangaletti. Successivamente, ogni settimana, per 4 settimane, le artiste si avvicenderanno all'interno dello spazio yacht. Dopo Carlotta esporrà Alessia Lenti, poi Elena Di Capita e chiuderà il ciclo di mostre Alice Parodi sino al 25 di ottobre. Le esposizioni avranno inizio ogni sabato dal 28 di settembre al 19 di ottobre allo yacht di Via della Cittadella e saranno inaugurate sempre alle 17 con un momento conviviale d'incontro con l'artista. Non nasce dal niente, viene fuori da un lungo lavoro di confronto tra i ragazzi che frequentano il centro giovani. L'aspetto che a me preme di più è far capire come questo centro giovani è un'occasione per tutti i giovani,
è uno spazio aperto, è uno spazio dove non soltanto si può studiare, ma si possono coltivare le proprie attitudini. Il problema vero dei giovani spesso è proprio quello di non aver ancora scoperto quali sono i propri talenti. Quindi a contatto con chi li ha già trovati, e soprattutto giovani come loro, è possibile, è comunque più facile che questi talenti vengano alla luce e possano essere coltivati. In occasione della giornata nazionale dei borghi autentici si concluderà domenica 29 settembre l'intenso programma di settembre al Musel e al Palazzo Fasce di Sesti Levante. La giornata inizierà con la passeggiata Quattro Passi nella Storia, alle 9 è fissata la partenza a Palazzo Fasce, sarà possibile attraversare i ponti della Valle del Fico e la chiesetta di Sant'Anna, terminando la corsa alla sciamadda dei vinacceri ballerini, dove verrà offerto un show cooking di pesto al mertaio. La prenotazione è obbligatoria entro le 17 di sabato 28 settembre telefonando allo 0185 47 85 30 oppure scrivendo una email a info@musel.it. Nel pomeriggio alle 18 in Sala Boa a Palazzo Fasce ci sarà l'incontro con Luca Ciottoli dal titolo Sestri Santa Cruz, da viaggio personale a patrimonio collettivo. Il relatore parlerà del suo viaggio nella cittadina californiana, dove molti cittadini di Sesti Levante emigrarono, creando una piccola comunità locale che fece tesoro delle proprie esperienze acquisite nella pesca e nella ristorazione. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 27 settembre. Il Museo Archeologico di Chiavari in via Costa Aguta è aperto alle visite, dalle 9 alle 14. Apertura alle visite anche per il Museo del Merletto di Villa Tigulia Rapallo, dalle 9:30 alle 14. L'Università di Genova propone 3 giorni di conferenze, discussioni, laboratori sul tema fake news. Le conferenze inizieranno a Palazzo Ducale alle 15:30 con Luisa Chimenza, Adriana Gersi e Flavio Caroli. Seconda edizione del Trofeo Liguria Summer Cup, torneo di pallanuoto Under 17, organizzato dalla Chiavari Nuoto, dalle 15:30 nella piscina comunale di Chiavari. L'Unione Sportiva Sesti Levante festeggia un secolo con una giornata di eventi. Alle 17 al Musel la mostra dedicata alla storia della squadra di calcio. Alle 18 la sfilata nel centro storico, con al termine la fissione della targa celebrativa in via Portobello. Alle 19 al Teatro Conchiglia la presentazione di Tutte le rose. Inizia alla Biblioteca Berio di Genova il ciclo di conversazioni incentrate sulla storia dell'enogastronomia ligure. Alle 17 Umberto Curti e Luisa Puppo parleranno di finger food, i cibi di strada. Riprendono a Chiavari le visite di interesse culturale e naturalistico. Primo appuntamento con la visita alla città e il tramonto sul mare. Ritrovo alle 17:30 presso lo yacht di Via della Cittadella. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Il Teatro Dialettale Elio Rossi con lo spettacolo 1, 2, 3 Stella della compagnia Lucio d'Ambra. L'inizio è alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. E ora una lieta sorpresa per tutti gli sportivi del Tigullio e soprattutto per i tifosi della Virtus Entella. Grazie all'accordo tra la società biancoceleste e Teleradio Pace, ogni settimana sarà possibile rivedere in differita le partite del campionato di Serie B con protagonista la squadra di Chiavari. La messa in onda avverrà dopo almeno 48 ore dal fischio finale, sarà trasmessa sui canali 15 e 115 del digitale terrestre e sempre sul canale 515 in alta definizione. Si parte oggi con la differita Virtus Entella Venezia, in onda alle 23 su Telepace 1 al canale 15 e Telepace Alta Definizione al canale 515. Nella giornata di venerdì invece la partita sarà trasmessa su Telepace 3 al canale 115 oppure al 515 di alta definizione. Alle ore 9, alle ore 15 e alle ore 20:30. Le gare di Nizzette e compagni si potranno seguire anche in streaming attraverso il sito www.teleradiopace.com. L'accordo proseguirà per tutta la stagione e darà modo a tutti gli appassionati dei colori biancocelesti di rivivere le emozioni delle partite del campionato di Serie B. All'Hotel Due Mari di Sestri Levante si è svolta la presentazione del Riva Samba, un anno impegnativo attende la società che quest'anno
gioca in eccellenza avendo raggiunto il titolo lo scorso anno e quest'anno punta a mantenere proprio questa prestigiosa categoria. Noi siamo andati a Sessi Levante a curiosare. Compattezza è la vera forza d'attacco del Riva Samba, una parola che descrive il clima che si respira negli spogliatoi della prima squadra e della Juniores. Le due formazioni sono state presentate ieri a Sestri Levante. La società punta a valorizzare i suoi giovani. Il settore giovanile che cerchiamo tutti gli anni di tirarne su il più possibile per fare giocare in prima squadra. Il nostro intento è quello. Un bel gruppo di ragazzi interessanti. Il mister Davide Del Nero tiene in considerazione molto questi giovani qua e oltre che a vedere gli allenamenti si informa dei risultati, si informa delle prestazioni. È un bel biglietto da visita per questi ragazzi essere tenuti in considerazione dalla prima squadra. La prima squadra ha pareggiato le prime 2 partite del campionato di eccellenza. A poco si prendono le misure di questa nuova sfida. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato abbastanza tranquillo, cercando di ottenere una salvezza il prima possibile e speriamo che vada così. Sicuramente abbiamo fatto una squadra competitiva per poter raggiungere l'obiettivo, quindi sono abbastanza tranquillo e fiducioso. Confermato il 90% della squadra, i giocatori sono compatti intorno al mister. Il gruppo è ben cementato, potrà essere il punto di forza per fare la differenza? Con gli innesti che abbiamo fatto, secondo me ci siamo rinforzati e quindi siamo lì sicuramente a fare un campionato, ripeto, importante, cercando domenica dopo domenica di vedere quali sono le nostre potenzialità. Abbiamo dimostrato già dall'inizio del campionato che possiamo affrontare anche le squadre tra virgolette favorite per la vittoria senza problemi. Siamo giovani, però c'è del grosso margine di miglioramento. La squadra Juniores è composta unicamente da ragazzi cresciuti nelle giovanili del Riva Samba e riguarda le leve dal 2000 al 2002. Per ora il campionato è iniziato alla grande con 2 vittorie. L'obiettivo primario è quello di rimanere su, di rimanere a fare i regionali pure l'anno prossimo. Nel caso dovesse andare meglio, nel senso posizionarci in una buona posizione, meglio per l'ambiente, meglio per tutti. Bene, in bocca al lupo a Riva Samba, il nostro giornale termina qua, prossimo appuntamento con l'informazione come sempre è rinnovato a domani alle ore 12:45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete, arrivederci.